perché un comune in assoluto dovrebbe affiliarsi a questo SPRAR. Lo SPRAR è un modo per gestire il problema dei richiedenti asilo, cioè è un meccanismo attraverso il quale i comuni attivamente partecipano alla gestione di queste persone che debbono trovare ospitalità sul territorio. A differenza del sistema messo in atto dalla prefettura, qui possiamo dire la nostra e quindi possiamo interagire con i soggetti, con le cooperative, con chi poi opera a diretto contatto con queste persone. Ecco, può dirci a Cappella Maggiore com'è ad oggi la situazione? Oggi non c'è nessuno, Cappella Maggiore non ha spazi pubblici disponibili per l'accoglienza e ad ora neanche nessun privato si è fatto vivo per dare la propria disponibilità. Attraverso la partecipazione a questo bando abbiamo dato la nostra disponibilità per un massimo di 2 persone a collaborare con il soggetto che verrà individuato tramite il bando a trovare qualche alloggio per massimo 2 persone. Ecco, che differenza c'è tra avere 80 persone e l'allusione va a Cison, dove ancora non ci sono e forse non ci saranno mai, o forse sì, non lo sappiamo, ed avere invece 80 persone spalmate in più posti all'interno di un comune? Beh, è completamente diverso perché 80 persone in un unico posto crea tutta una serie di problematiche e di allarme sociale, anche se volete, perché 80 persone insieme, magari di diversa religione, di diversa identità culturale, possono creare grossi problemi. Gestire le persone individualmente o a piccolissimi gruppi significa poterle controllare più da vicino, controllare che seguano processi di integrazione, quindi imparino lingua, possano essere utilizzati in servizi socialmente utili e tutto quello che può aiutarli a farli integrare con il resto del territorio e con le persone e quindi che non diventino corpo estranei ma parte di questo attiva, soprattutto attraverso lavori socialmente utili, di questo nostro territorio.